Oh, Capadotta, a posto. Uè, Che dici, pirati. A proposito, ma a Vabbè. scuola A scuola che voglio stanno, promesso qualche giorno di questi vengo a trovare. Wow, e quando è che Ve lo viene? giuro, Parliamo- mi mancano troppo assai i tempi della scuola, cioè. Era quando diventata te ne esci, un'abitudine, che- capi? Voglio, cioè, troppo belli i tempi della scuola, i compagni, i rammaggi, fa. il tarantella, Stiamo variando l'esame, troppo assai. esci per l'esame, tenere un coppa a spiaggia, io a Sempre parià, fra, fuori. troppo bello, voglio. Che dici, ne? Che dica? Ah. E vai mo. Vi racconto la storia di Piratiello nella scuola. La sveglia alle 7:30 col gallo che fuori suona. Mia mamma che mi butta giù dal letto con rabbia e mi dice che se non faccio in fretta lei non mi accompagna. Adagio mi alzo dal letto, metto le babucce, barcollo sopra il pavimento, crollo per il sonno. Mi trovo davanti allo specchio e guardo il mio sguardo riflesso, perplesso per il capello andato parso nel complesso. Mi lavo e subito dopo mi vesto, la gelatina investe i miei capelli sulla testa che resta liscia come una pista di liscia dove svaniscono i miei pensieri, ma subito dopo sento il fischio di mio fratello che mi chiama a voce forte, dice: se non venite butto in testa il pianoforte, adesso sono botte, ti schiamazzo terra fino alla morte. Piazza Pitesse a piedi mentre chiedi una sigaretta a tutte le persone che vedi. Fino al Tahiti l'aspetto è quello del ragazzo tranquilliti, con la borsa sulla spalla e l'altra mano nella tasca. Caffè con gli amici nel bar, sul bancone zucchero, bicchiere, cucchiaino e tazzina. Ok, sono pronto anche questa mattina, si può entrare a scuola. Un piratiello trascorre tutto il tempo sulla sedia del bidello, sistema il cappello e ogni ragazza che passa ci fa uno sguardo da bello, senza pensare che dopo l'interrogazione poi su Raffaello. E intanto va in bagno con il compagno, fuma la sigaretta, poi entra in classe dopo un'oretta. Siede vicino alla studentessa perfetta e cerca di copiare la risposta più corretta. Per il compito di letteratura, per le mie prof, io ero proprio una tortura. Rottura, sventura, paura, la sensazione che provavano quando facevano la faccia scura. Dicevano: questo ragazzo qui in testa solo segatura. E il resto non lo dico perché poi c'è la censura. Mi hanno cacciato dopo 5 anni, mi hanno buttato fuori dai banchi, anche se ora restano i ricordi della scuola e dei compagni sempre con me. E compagni che magari rinda a scuola, E giornata poi passata a fa filo, rinda capa campanelle sono ancora. allora gestione, occupazione, tempo bello e rindo E cuore. compagni che magari rinda a scuola, E giornata poi passata a fa filo, rinda capa campanelle sono ancora. allora gestione, occupazione, tempo bello e rindo 6:30, cuore. a sveglia sono e non assente. Mamma rindoletta, Luca sceta da fatente. Ma sceta a studio e mi riaddormento. Intanto entro a patto mi gridando, rintarrecchio su sotto che tarda, chi te bieccia, ai zasarranda. Mi leva e coperta, mi trovo che vestita sotto. Mi dice: ma che ora hai fatto stanotte? Guarda l'orologio, già se lotta manca vinta. Zomba indolente colpa, mi lava, mi veste e magna tutta una botta. Poi scende correndo, ha preso pulmando. Mi viene la fan, cercando lo chiappa. Ma in ciampa da una pozzanghera, arriva fermata tutta bagnata. Meno male che l'autobus è fermata. C'è sai un coppo ma sbatte che a capo sotto soffitto, perché sono troppo alto, talmente la gente che c'è sta. Sto compresso che faccio in due finestrine, stretto come una sardina in una scatoletta. Traso contro loro e va trovando un biglietto, ma non lo tengo, ma faccio cata per 50. Camminando verso la scuola incontro bambine perse che non sapano a direzione, e mi chiede una cartina e ci indica a strada per l'asilo. Arrivo fuori o cancella e mi accorgo che mi ha già scordato la cartella. Non fa niente, tanto non serve, suona campanella, c'è sto solito dilemma. Trasima o scevutamma a filone, i ricessa seconda ora, a così mi scampa l'interrogazione, poi sostituzione perché il professore non c'è sta. Sì, ma compito chi ce lo sa per fa. Non ti preoccupa, o troviamo qualcuno che ci fa copiare gli ammagliarmi da scuola pari, perché al finale questo che si fa. Cammino rindo corridoio a roba che ci pigliato in italiano, ma poi a porta mi rilassa. Mentre vedo guaglione che vanno avanti dietro, con chi non calza una vita bassa. Penso compito in classe che tenga e mi stressa. Un compagno mi dice lasciala perdere sti scessa. Io mi rindo bagna con la safra, no beatbox e no freestyle. E guaglione chiudono e canne sabbia
scena a sballare e do bordello pure o bidello si mette a ballare. Me ne esco con una fama chimica esagerata che piglia spallata macchinetta per una barretta e cioccolata. Entra in classe, mi metto il solito posto, reta tutta affacciata a finestra, mi diletta, rinto, lancia, roggia, sette, in capo, soggetto, assetata, nanza, caizza mano quando tu sei interrogata. I lecchini l'hai sempre schifata, professore non ho studiato. Bravo, come al solito, impreparato. Fra tanta gente proprio a me avete chiamato, come siete esagerati. Esci fuori scostumato e domani accompagnato anche dai genitori. Come volete voi, ma poi non va lamentate, se la macchina vostra tiene roto bucata. E compagni che magari rinda a scuola, E giornata poi passata a fa filone, rinda capa campanelle sono ancora. autogestione, occupazione, tempo bello rindo E cuore. compagni che magari rinda a scuola, E giornata poi passata a fa filone, rinda capa campanelle sono ancora. autogestione, occupazione, tempo bello rindo E cuore. compagni che magari rinda a scuola, E giornata poi passata a fa filone, rinda capa campanelle sono ancora. autogestione, occupazione, tempo bello rindo E cuore. compagni che magari rinda a scuola, E giornata poi passata a fa filone, rinda capa campanelle sono ancora. autogestione, occupazione, tempo bello rindo